Partiamo dagli stravolgimenti che avete messo nel titolo di quest'anno. Il Covid ci ha stravolto, ma non è solo quello, cioè non da oggi voi cercate di cambiare. Certo, diciamo che la pandemia ha evidenziato, come tanti dicono, dinamiche, fragilità precedenti, chiaramente sì. Potrebbe essere però l'occasione per una presa di consapevolezza comune. Questo è il cambiamento possibile. Questo renderebbe possibile il cambiamento. Non sappiamo se questo però potrà avvenire. Alcuni, come il buon Papa Francesco, continuano a dire che non ci si salva da soli, ma bisogna sceglierlo insieme. Grazie alla casa di accoglienza da cui siamo partiti e che ha accolto da sempre una varietà di persone e di provenienze, grazie poi ai percorsi che abbiamo fatto man mano. Quest'anno il Burkina Faso è paese d'onore ospite di Giavera. Cosa significa per voi dell'associazione? Per noi è una grande considerazione perché ci permetterà di far conoscere al meglio il nostro paese. Come lo diciamo, tanti italiani non conoscono il Burkina Faso, conoscono di nome ma non sanno l'orientazione geografica. E con questo evento speriamo di farsi conoscere meglio. È veramente una grande distinzione per noi. Vi ringraziamo per questo qua e diciamo che qui, se volete, qui in provincia di Treviso siamo adesso intorno a 862 burkinabè. Dall'anno 2014 eravamo a 1242, ma con alcuni che hanno avuto la cittadinanza sono tolti dal numero del burkinabè residente con cittadinanza burkinabè. Siamo scesi a 862 persone. Comunque siamo molto contenti di essere qui in provincia di Treviso perché siamo inseriti bene, abbiamo tanti partner italiani, associazioni italiane che ci danno sempre la mano per sviluppare il nostro paese. Questa associazione, che sono il presidente, è nata dal 1999 e ci sono passate tante persone a questa associazione e oggi l'esecutivo che abbiamo sta facendo nel suo modo per far andare avanti la comunità, per far rispettare questa comunità in provincia di Treviso.